Beach Club d'Italia. Esiste una guida e in questa guida chiaramente ci sono gli stabilimenti balneari in riva al mare, poi ce la faranno anche sui laghi, faremo vedere. Le guide si evolvono, penso ci siano anche situazioni al lago. Però, sì, anche qualche fiume, tipo l'idroscalo di Milano. Ecco, sono niente un po' di meno che con Alessandro Berton, buongiorno. Bene, che diciamo di spiagge se ne intende. Beh, direi di sì, sono un imprenditore balneare da sempre. Quindi... No, qui però parliamo del premio che è stato proprio citato nella guida, di questo chilometro di spiaggia, dove una parte è quella del Casa Bianca. Sì, Jesolo è una località molto importante, probabilmente la principale località del Veneto. A Jesolo sono stati premiati più stabilimenti, tra cui Casabianca Beach Club, che è il tratto di spiaggia dove ci troviamo oggi, una progettualità nuova, una società che si è costituita un paio d'anni fa per affrontare le criticità della Bolkestein, aggregando gli storici operatori economici che insistevano in questo tratto di spiaggia, e qui si è utilizzato lo strumento della legge regionale 33 per presentare un progetto di finanza molto ambizioso, molto importante, con un investimento che avrà come obiettivo soprattutto la riqualificazione territoriale di questo tratto di spiaggia, che è quello un po' più importante di Jesolo. CBC, se posso dire. Cosa significa? Casabianca Beach Club, prende il nome dalla piazzetta Casabianca, da questo storico albergo presso il quale ci troviamo affacciato sul mare di Jesolo. E oltre ad essere insomma una parte molto bella della nostra località, credo di poter dire che è un esempio anche virtuoso, perché tutte le strutture ricettive del territorio, assieme ai vecchi gestori dei chioschi bar, assieme ai vecchi bagnini, si sono di fatto uniti in questa nuova progettualità che ha già saputo affrontare in maniera positiva la Bolkestein, ottenendo una concessione demaniale ventennale, e quindi insomma siamo molto soddisfatti di essere stati i primi in qualche modo a segnare l'avvio di questo nuovo mondo che riguarda le spiagge italiane. Comunque faccio una battuta: Trump non c'entra niente, neanche quando c'erano gli altri prima, no? È proprio la piazzetta, si chiama così, cioè, è proprio la piazzetta che si chiama così. Piazza Casabianca è un locale, una parte storica di Jesolo. Questo albergo fu costruito nei primi anni 20, insomma una delle strutture più famose e più iconiche della località, e per questo, come spesso accade, dà il nome al tratto di arenile antistante. Bene, quindi ci sono questi chioschi, in effetti vedo, c'è anche, ho visto prima anche la foto di questo che un po' delle pizze ho visto. Noi abbiamo un chilometro di spiaggia da piazza Brescia a piazza Mazzini, nella parte più centrale della località. All'interno di questo chilometro insistono circa 2500 posti ombrellone, tra ombrelloni e gazebo. Abbiamo una capacità ricettiva di oltre 5000 persone, serviamo 55 strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere che insistono in questo tratto. Abbiamo 4 punti di storo sulla spiaggia, palestra, servizio. Ho visto che c'era anche qualcuno lì nella vostra palestra open, cioè all'aperto. Sì, quello è uno dei primi interventi che abbiamo già realizzato quest'anno, una palestra con circuito calistenico, un servizio gratuito aperto a tutti, a disposizione. Ma poi potrei partecipare anch'io, perché io ho visto uno che era già avanti, diciamo, io non penso cioè c'è un vietato a quelli. No, non c'è vietato, c'è solo un limite d'età. Quindi over no? Sopra i 14 anni. Sopra i 14 anni, però all'infinito. Quindi allora potrei mettermi in costume, anche mettermi proprio tutta. No, che macchine utilizzate? Sono delle mie parti in Romagna o no? No, abbiamo scelto un'azienda veneta, un'azienda del territorio, sembra giusto. Un'azienda giovane che ha sposato la filosofia di questo progetto. Quindi mi è sembrato di vedere che noi in questo momento siamo alla Marmio. Perché allora sono i chioschi, d'accordo, però poi c'è anche nelle vicinanze un ristoro, c'è un hotel, certo, ci sono degli hotel che è
è un bellissimo ristorante sul mare che c'è in questo tratto di spiaggia, che è partner di CBC Beach Club, che collabora con noi all'interno del nostro settore Prestige, che è il settore diciamo più esclusivo della nostra offerta turistica, dove c'è la possibilità appunto anche di ottenere direttamente sotto il proprio gazebo, sotto il proprio ombrellone, la carta culinaria di Amar Mio. E quindi insomma stiamo cercando di innalzare continuamente il livello qualitativo dei servizi da offrire alla nostra clientela. Quindi qui chiudiamo, siccome io adesso sto partendo per Eraclea, si pronuncia così? Eraclea, perché là c'è un altro, no, ci sono altri chiaramente che sono in guida. Lì ci sarà Eraclea Beach, che è uno stabilimento che fa sempre parte del sempre nostro un ombrellone, gruppo. è andato un ombrellone, cosa è andato? Due ombrelloni, Eraclea Beach. Loro, qui sì, uno. Sì, perché questo è un progetto nuovo, appena partito. Là invece... Sì, lì è un progetto e di chi è la colpa? consolidato Chi è da il qualche colpevole anno. là? Sempre io. Sempre io, uno stabilimento che fa parte. Quindi però mi risparmia anche di andare al Lido, dove però sarei ritornato molto volentieri, dove poi c'è una delle due spiagge, andato tre ombrelloni a queste due spiagge al Lido, però sono sempre stati il top al mondo, quindi allora, 3 gold secondo me. Allora, però, il The Ben 1900 ha avuto come riconoscimento i 3 ombrelloni, esattamente come la spiaggia Excelsior, ma il The Ben 1900 quest'anno è stato nominato Best Beach Club del Veneto e anche miglior beach club heritage, quindi storico a livello nazionale. Quindi vabbè, c'è anche quello. Siamo anche molto quello. orgogliosi, mi lasci fare un piccolo inciso, siamo molto orgogliosi soprattutto del fatto che noi abbiamo 3 stabilimenti balneari su 3 comuni diversi, sono 3 progetti differenti con target di mercato totalmente differenti tra loro, ma tutti e 3 sono stati menzionati, pubblicati nella guida e hanno ottenuto dei riconoscimenti importanti. Insomma, credo che questo sia una cosa... Non è male, abbiamo preso 3 piccioni con un'unica fava 3 piccioni e io mi auguro che lì, perché io è vero che vado a vedere quelli che non conosco, però lì al Lido sono di casa grazie al Festival del Cibo, la mostra che ho frequentato, e in particolare il Pagoda, dove ho dei ricordi con Briatore e compagnia bella, e anche il ristorante al centro di The Ben 1900. C'è ancora? Certo. Bellissimo, bellissimo, perché lì poi era il The Ben del raccontato nel Morte a Venezia, no? Certo. L'hotel che poi è diventato appartamenti, però adesso mi sembra che ci sia stato un altro cambiamento. L'albergo adesso temporaneamente è chiuso, ma insomma a breve partirà la fase di ristrutturazione, la spiaggia è assolutamente in funzione e quindi vi aspettiamo anche al Lido di Venezia. Bene.